Non c'è pace per le malghe del Monte Corno prese di mira dai lupi solo poche ore fa. Mentre i conduttori della malga cercavano le 12 vacche scappate durante l'aggressione dell'altra notte, i selvatici sono tornati per finire il loro pasto. Abbiamo notato subito che la vitella che era stata colpita ieri era stata mangiata ancora. La predazione di malga mazze riapre clamorosamente la diatriba sulla sicurezza delle madri in alpeggio nell'altopiano dei 7 comuni. Mancano 60-70 giorni a tornare a casa. Con che spirito potremmo continuare ad andare a letto tutte le sere, a lavorare il giorno dopo, a fare formaggio, a fare tutto quello che dobbiamo fare? Sempre con il dubbio di non trovare qualcuno al mattino. E sono molti i malgari pronti a non tornare l'anno prossimo per paura dei lupi. Ma questa dinamica potrebbe causare un dominio irreversibile e gravissimo per la montagna, che è sì casa degli animali selvatici, ma è anche la casa dei malgari e dei loro animali. È casa sua, di tutte loro. Se pensate che una cosa così possa andare avanti, verrà il giorno che casa sua sarà dentro. Questi posti verranno abbandonati.